non l'ha toccata, perché c'è una differenza tra tu, che è un vero lavoratore, e un vostro marito, che è un misero barberi. Prego, mio marito appartiene alla categoria dei dottori, alla medicina esattamente. Lo sapete chi è? Chi è? È uno stressatori. Una pizza mignati, ogni tanto, per il lavorito, ci avevano di chi sanno all'oggi. Nicolino, il mio Nicolino invece, quello è un nobile scrivano pubblico e diplomato. Ma certo, scrivano, vostro marito sapete chi è? Dito su cagnoscio. E va bene, però sta situazione si risolve, dai, io non ci voglio stare più. Oh. Lo sapete, non deve dire. E non devi dire. Da, a Lucanna Stitta. E magari che viene mastita. Ora appena torna mio marito stasera, si avvicina. Ma come si inchia sta cristiana? Me marito. Ma fosse me davvero vostro marito? Oh, donna Carmine, che sei gioco? Ma vuoi visto? Ah, Sì, è mia verità questa. sì, la verità. Appunto. Questa verità mi fa sentire che poveri che ti casere. Ma come poteva maritare? Ma come amico che aveva la sorte? Ma amico, Mi fate sentire da stupida. Ma da scusare, però sapete chi è? Ha fame e a disperazione. Non fanno capire. Mi volete scusare? Ma certo, donna Carmela, la scuso, ma figurate! Allora Voi sapete chi è? Ora ve lo spiego. Quando io venni qui con Nicolino, io non lo sapeva che era stato maritato e sbattuto la moglie, e manco che era disperato. Ma poi, quando lo scoprì, ormai era troppo tardi. Oramai aveva 3 anni che siamo assieme. Nicolino mi vuole bene, e io che fa? Ormai mi ci affezionato, ma 3 anni di bene mi stancava. 20.000 lire c'aveva, un poco di oro, un poco di biancheria, che amava da come male. Tutte cose non può vendere, tutte cose non può vendere, non c'avevo più niente. Ma ora basta, così non si può andare avanti. Io me ne torno ai paesi miei, di miei frati, che tu c'è un albergo. Ci torniamo a Maito, magari che faccia la camarera. Che giocare? Almeno, che tu che mi immagino un guadagno. E mi manda così Nicolino, senza di mia. Potessi tornare a questa moglie e fossimo contenti tutti insieme. Chi lo sa, tutto è destino questa vita. Ma come mai ancora di più in antenno? Speriamo che lo tanto non può troppo travaglio, stasera si mangia. Speriamo. Pasquale mi dissi prima di escere che oggi va a fare il tasso di quinto importante a Cristiano importante, sai? E poi io mi dissi un ricevidato qualcuno. Che dall'anno l'ho ricevuto apposta, Nicolino mi disse stasera aspettate a me a qui mangiare. Non ci aspettavo. Speriamo. E che volevo fare, Lucia? Aspettavo, che ci ho sperato. Lo vedete che ogni tanto una bella sospirata la facete pagare voi? Sì. E facciamolo la sera, va bene? Ma come non ti sospirate? Ma ancora sospirate in faccia si può fare? Oh. Ma tu sì! Paghi dei soldi! Morivo! 2 minuti prima da pizzare c'è la vignetta morivo! Ma la poteva morire dopo sto meschinetto, là di soldi! Ma quale sorte? Buscando pugna e in coppiseggia nella testa dei parenti che si sciariavano un po' a roba e meno male che potte scappare! Mannaggia, ma senti una cosa, ma allora perché già si fuiendo? Che appena mi farà bene di Don Giacomo, un bacio di casa, e quando sono meri! Fa comunque viene qua, che buone misati! Quando va più la porta! Oh! Ma che bella sorpresa! Aspettatemi! No, non mi sento che io vinni. Volete mangiare io? Wow, ti finisci un filesato. Caspita, come l'avete indovinato? Caspita, sì, questione di intelligenza. No, è che siete brucioni e avete una faccia in taglio. Mi sapete che non mi pagate, io pago tasse, e il soldo non è vero. Tu capisci che da fare, sì o no? Sì, appunto, quando avanzati, capisci che siamo qua, e lo devo occupare.
Quindi i mesi non su 6 ma su 5. E poi appena mi fa Nicolino io vedo ogni soldi. E poi con mesi che mi basta, volete stare un anno che entra. E poi nonostante tutto io affittai a casa a lui, ora siete qua. Ecco, vedi, magari lei è intelligente. Appena viene Nicolino, ti prometto che lo pago. Perciò Nicolino è una paga a voi e poi una paga a mia. Bella tranquillità. Ma che c'entra? Ma sentite che ho messo un brutale per comprare il vostro marito? Quando è che mi paghi? Quando? Da quando mi hai pagato faccio di casa, non ci pagavo. Ma cosa mi rispondi? Che maledetta naga! E quando mi dice già se dentro a sta casa, io e mia moglie per colpa vostra di Nicolino passiamo i guai! No, senti che ti sbagli. I guai quando ci siamo in sta casa e stiamo passando io e Don Nicolino. No, in questo stai passando io con mia moglie! No, in questo stai passando io. No, in questo stai passando io! No, in questo stai passando io. Ma io ti dissi che questo stai passando io con mia moglie! Basta! Che vuoi sta passando io? Senti, tutti e quattro, uno che un buco in auto. Ma poi io dico, come potessimo vuol riunire tutti insieme e venissimo a cascare il caentra, dalla casa. No, ma io ho tenuto sentenza di pignoramento e sfratto. Domani vengo con lo scene e vi pignolo tutto, senza fine e pietà, tutto. Ma perché c'è a pignorare? Su grangennenti. Magari sempre solo per pensare. Adesso che sono pensaio. Ma non ve sa così, no, non ve sa così, no. Come viene Nicolino? Facciamo qualunque cosa per dare questi soldi, ma caricare il pignolo l'occhio. Valore di Don Pasquale! Va bene, ora me ne voglio. A più tardi torno a questi mi sfogo poi da un proteggere più di voi. Sogno disposto a rinunziare ai soldi, ma l'importante è che mi dà la stessa casa. È un mio! Che mi contate a me a fare vostro? Quando me ne vai mi chiappa molto su Betania. Speriamo a Dio! Allora ti dico, a così sotto morite e vendevo con tutti i modi che pensate in avanzo. Truffatore, ladri e delinquenti! Che brutta giornata oggi! E che mala serata si prepara? Non solo morti di fame, alleluia, ma magari così rimproverate e spubblicate la pagina di casa. No, e vedremo che serata si prepara. Come a finire? Ma come a finire peggio da così? Ma ci pensate quando la che non mangiamo? State quando che non abbiamo più niente di pignarlo? Ora non esageriamo! Avanzi da ieri non buffamo a mangiare pane, formaggio e nespoli! Vedi, mangiamo solo le nespoli! Ma stasera io sogno si qua, appena torna Nicolino, sogno sicuro! Che non ne mangiamo con questi stessi nespoli! Ma vale, Di ma fatemi pigliare! Ma tutti e due per il cucchiere siete in cubamento! Care! Vedi, me lo sentivo! Ma che senti sto borracho? Non li ascoltare già! Buonasera a tutti! Ciao Nicolino! Ah sì! Con Samatau allora! Oh Nicolino, è una fama! Siamo pronti? Ma quando si mangia? Nicolino, ma sono le tu come li sono mangiati? Aiuto! Nicolino! Ma mangia,
chi fu aspettare un anno? Sapete che è vero? Stasera ha studiato un gusto ma con la Mamma! Ma scusa, ma tu mi dici stasera, sogno sicuro! Ah, mo stai state per favore. A riunione, che sono stato da nel tavolino, con la penna in mano, senza buscare in soldo. Oh, ma tu non sapete. Ma pare che dopo la mangiata di chissà ci vuole una bella fumata. Meglio cavallo. Ma perché è così? Di una! Sì. Ma ne sei fritta! Certo, Monchino. Ma allora, visto che mi stessi di una, vai da panna, te lavi i piatti, a così ti pari. Ah, sì! Ma tu che ci scherzi, ah? Tu dici lebbra! Vagabondo! Ah, buonantenti! Carmela! Carmela! No, Carmela sì! Carmela no! No, Carmela sì, avere un poco di contegno! Perché non facci morire di certi ridicoli! E poi io, il sottoscritto, sogno l'uomo di casa! Uomo! Tu sì, uomo sì, ah! Uomo sì! Tu sì, qua! Dopo di me! Carazzi cavallo, pezzo di pani, ah! Ma io, te ne vai e ti lascio solo in sta casa, come pronto per andare a studiare! Ma come un cane, no! Sì, solo ti lascio! Ciao, me ne stai Buona sta! Isto succede quando uno non conosce bene le femmine. Dalle analogia. Che non niente mucchiere. Donna educata, comprensiva, obbediente, bravo giusto. Ora, ti prendo, ti faccio liscio. Sì. Te levi, Saresti e ti metti chissà stessa. te levi su mandali, ti petti i capiti e ti porta all'immacolatella. Ti faccia a picchini, con me che si mangiano il gelato, certi signori e come si vivono l'acqua. Ti piace? Bella! Pittura! Disgraziatissima e consuma casata! Carmela, non facciamo ridere e accendere bassa condizione. Bassa condizione, senti, bassa condizione, tu dici bassa condizione, casimo tutte pare su tua testa. Ma come puoi parlare? Come puoi parlare? Raggio della mia vita e della mia casa, raggio della mia esistenza, guarda dove mi hai ridotto. Chista è la tua sentenza. Ultimatum, su tempo 2 ore. Non facciove, come non mi interessa, non facciove 20.000 lire. L'oro e la biancheria, ma deve stare una succhiata di corpa. Ma una succhiata di corpa che non discordi per tutta la vita cagata. Anzi, chi stiamo da dici? Ecco. Dico io. Siamo veramente due poveri disgraziati. No, non se ne racconto. Ecco ormai i mestieri che facevo non rendono più assolutamente. Un po' misteri, a colpa, ed è dottore.
che proibire alla popolazione di fare in siringhe, di fare la salassata. Tanto che succede? In cena settimana si sente la morte di 3 o 4 persone. Ed è giusto, perché usando vuole nascere. Ma non avendo nessuno sbocco di nisciuta, che fa? E stanno fuori e si muore di morte repentina. La morte sotterranea. Senti, dici, se facessero salassati, tutto questo non succedesse. E perciò certa gente, caro Nicolino, muore per troppa abbondanza di sangue. Sì. E noi volevo più troppa abbondanza da fame. E chi se ne Una volta, facendo scrivano tutto. Ora che va buono. Ora la gente non è più ignorante, no? Ora la gente sa leggere, sa scrivere. Basta che solo mettere una parola una per l'altra, spirocchiano carte, spirocchiano documenti, scrivono libri, e io non mi guadagno più manco un soldo per portare il pezzo a casa. Ma che c'entra? E ti finanzi istruito. Tu ogni documento che scrivi ne prende parole, fai che dice errori e ce ne ricerca. No, tu hai esagerato, chi c'entra? Qualche volta, ogni tanto, qualche errore capita, non è che... Oh, com'è che si dice? O mangia, fa buddizzo. Bene, ma tu fai cucinare pastette d'inglese in mezzo e ciò. Non Pasquale! Ma tu dici io! Tenetemi che stai morendo. Stai morendo, tenetemi che... Come? Stai morendo. E chi sa fare amore? Hai l'amore? Sì, amore! Ma tu ti fresca, hai l'amore! Scherzo tu cazzo! No. Sentimi bene, Nicolino. Se muori tu, salviamo tutto cose. Ma perché? Perché tu spieghi? Allora Don Giacomo mi dissi che solo che la morte nei benefici mi sa che avanza. Ora, tu vai a vita che muori, io Giangio, mi faccio dare i soldi dai funerali e ne portami i film a mangiare. Ti piace? Sono tutto da potermi studiare una mezzadella. Ah, ma cosa lavoro? Io non mi riesco a appassionare. Capiti? Non Pasquale! Arrivo! Non Nicolino, rapiti! E che ci vuole per chiudere questa porta? Che ci dite? Ma perché ci dite? Vecchio me! Come avete squaccato? Questo mi dispiace veramente, non ci vuole. Che cosa avete deciso di fare? Quando sopporto? Cosa supporta? Portano e come supportano? Io che abusando, come le tazze di casa? E con quali soldi? Io non ho soldi. Ah, mi non mi raccontare niente a fare vostro su. Ah sì, allora tu mi vuoi stare dicendo? Poi cazzo! Chiamate la carrozza del comune che non costa niente. L'interessante è che abbiamo sbarazzato la casa. Mai? Carrozza della povertà? Mai! Era come un frate e sta pronto un aggiunto. O che si ti portano i soldi o magari più una carrozza chissà con una classe. Seconda classe. Io ho visto, ma a me si può detto la munnizia. Ah, diciamo qua solo. Ah, sopra domandavo carrozza della munnizia. Buono, va, ho capito. Tenete qua, che contribuisco, ehi! Contribuisco. Quando sono? Saggio.
Dissi, oh, io usi lei, no? Ci metti dove non moriate. Ma poi sta voce dove ne esci? Ci sta un minchione! Ah, non hai un po' dolore! Qui su funerali, minimo, ci vogliono 10, 12 melanini! Boom! E perché tutti questi soldi? Del questo boom, aveva visto ma riportati che durante l'accompagnamento con la spara di boom e 50 metri di moschetteria. Posso, santo, basta. Ma per me era comenzando, picchio mio, come ci spacchiamo! Come ci spacchiamo! Santissima pazienza, venite qua, venite. Non ci saranno! Non ci tornerà lì! Ma non riesci a State calati! Ma non capite? È un unico che mi fa sparrare. Quando torniamo dai funerali, vi prometto che ve le bravo a casa. Sta bene? Sono io più confuso che non so asino. Ma a chi lo doveva dire? Dai, Nicolino non aveva nascere morto di sta casa. No, ma io non dici che sto con i soldi. Mi raccomando in serata voglio a casa libera. Sta bene? Non ci spacchiamo. E vedere. Arrivederci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Non stai sentendo, non sto dicendo. Chi sto sai tirare? A me mi pare sia senza. bianca! Ancora un po'. Ma chi tiene qualcosa di prezioso? No, no! Cosa da mangiare? Sì, cioè no, si mangia ma non l'uomini! I femmini. Ma la cerca, ne uomini e manco femmini! Ora vi spiego. Dovete sapere che ho una partita di case vecchie che ci sono suggi, che fanno pulite. E adesso ci sono altri che sono morti. Ma è intelligente che mi dice. Io non devo fare magissimo, ci fare delle belle iniezioni di veleno, potentissimo. Così oggi, quando si mangiano, morono sicuro. Ora
Subito la trova qualche piccinetta e se la mangia. Muori! E come fa ora? Ma sto veleno, sta cosa da mangiare, fa morire solo i piccinetti, no? Ma che c'entra? Piccinette magari nanne! Ma come lo maniranno? Ma qui che fece? Cambia posizione! Ma non vado a fare la testa! Sì, è vero, ma piccolino, mi raccomandavo che dopo morte ogni mezz'ora l'hai amputato. E io rispetto alla volta. Ma per tu che è curioso! Io me ne sento! Mi raccomando, se trovate del volto di carta bianca non ce lo fate toccare a nudo! Che è pericoloso! Sta bene? Sta bene. A domani! A domani, a domani. Bene. Lei, o signorozzi, sta bene. Dai, sono ora c'è uno! Lu Marchesi che ti sta cercando, chi tu casare? Bellezza mia! E a fallo giasseri, no? Tu sei nei cavalli! E tu? Tu perché che tu nasci? Quella mi cerca mia. Addio, è tutto bene. Ah, ma guarda i bicchini. Prego, casissimo! Permesso? Posso per l'esamina? Marchesino, ma quanto onore! Prego, si accomodi. Nicolino, il marchesino è figlio di un padrone di casa, di quando aveva qualsiasi talassatori. Marchesino, ma il padre come sta? Sta bene? Ma ci va sempre appresso i figli? Sempre, bellezza mia. Nicolino, Ciao. ti presento questo mio carissimo amico. Battistini, Bartolotti, Battimenti, Marchese di Borgo, Pignatelli, figlia di questa. E lei? Nicolino, che potestavo? Un piacere tutto mio, bellezza mia. Lei c'ha il nome, ma per ingannare, sa? Ma come fai a portare il tu? Va bene Pignatelli oppure figlia di questa? No, mi sono pignato in mano. Assettano. Dunque, Marchesino, il come mai di questa bellissima visita? Sono qua perché vi devo chiedere un favore che solo voi potete farmi. Ma non so. No. Lei, state fermo. Lei può parlare liberamente. Allora posso fidarmi? Sì, perché Nicolino è il fratello. Dovete sapere che sono follemente innamorato della figlia di un certo Paolo Pignata. Ah, buona, queste pignatelle si prendono il pignata. Questo Paolo Pignata è stato fuoco fino a poco tempo fa, poi fece fortuna e diventò cavaliere. Adesso è malato di nobiltà e non mi vuole dare la piccola Elena perché vuole... No, la piccola pignata vuole una quadrata, qualcosa di grosso, ah! No, perché vuole che porti a casa i miei parenti. Ma la mia è una schiera di blasonati e non si abbassa certo ad andare a casa di un piccolo cuoco. Capite, bellezza mia? E allora? E allora ho pensato, d'accordo con la mia fidanzata, di portare con me dei figli. E già che voi siete qua, ho pensato, A me? lei sarà il marchese Ulterico Pignatelli. Il marchese Ulterico Pignatelli. Forse Carosi. Il marchese Ulterico Pignatelli. E già che qua si trova il vostro amico, lui sarà mio zio, il principe Lambronio di Casapone. Lanfronio. Marchesino, ma non credi che un cavaliere se ne accorge? Noi come istruzioni siamo scarse. Come coraggio! Ci siamo, con coraggio ci siamo! La voglia! Dovete
cavaliere è tanto buono, tanto ricco, ma quanto ignorante. Ed è tanta la voglia di imparentarsi con gente nobile che non capirà nulla. Che fa? Accettate, bellezza mia? Accettiamo. Quindi io sogno il principe de cacio e ova. Sì, tu sei un principe da frettata. Ora tu dici casa d'oro. Ma si sentite, signor Marchese? Andando a casa di un cuoco, io dico, come è giusto, adesso a mangiare. Giusto dice Nicolino, Ci sarà un pranzo luculiano. Ecco il biglietto con l'indirizzo di casa Pignati. Domani mattina vi farò avere 2 costumi della vostra misura. Costumi, ma che dobbiamo fare un bagno, Marchesino? I costumi vi servono per vestirvi da marchese e da principe. Domani verrò, vi insegnerò come comportarvi e poi andremo a casa della chiamata Elena. Perfetto, sta bene, Marchesino. Ci siamo, signor Marchesino, a posto. Un momento, senta, signor Marchesino. Visto che sto signore qua non è mio marito, deve fare suo zio un principe dei cazzaloni. Sì, cazzaloni, pigliate la cucina completa. Casa d'oro. Visto da fare che è un principe di casa d'oro, non ci può dire che c'è una moglie. Ci avesse una moglie, la faccio io. Io ce l'ho una zia, la principessa di casa d'oro. Tu, precisa. Ma è tanto ammalata, ormai non esce più da casa da anni, lo sanno tutti. Ma ora mi pare giusto che sei stata ammalata e voi che la mangiate, schifiate, vi divertite e noi dobbiamo Può stare muta per favore, ma non mi ammischiare nella mia posizione di principe. Non è la posizione. Stiamo calmi. Io che sono principe. Posso andare adesso, bellezza mia? Marchese Minghino. Principe Minchione. Arrivederci, bellezza mia. A domani. Arrivederci, Marchesino. Zittiti, tutte e due giunti! Ma che mi pare giusto, Sono quasi che ti da mangiare e mi dici da cazzarella e non a casa! Non è giusto! Mi pare giusto! Non è giusto! Signore! Non faccio più! Stiamo venendo a cercare per portarvi fuori a mangiare. È stato duro. Ci lasci il babbo al padrone di casa. Ora vi pigliamo una carrozza, veniamo all'ognina e veniamo a mangiare pesce, ma faccio un padrone di casa, a due cornu, a da cosa lì.
La verità sapete qual è? Che siamo veramente quattro poveri disgraziati. Concordo, fratello, concordo. Anzi, poveri morti da fame. I secci. I vestiti! Possiamo procedere? Che se ne portano Belli. Posso... Ma che bella con i fragoli! Poteva progettare vestiti normali! Poteva progettare adesso quando ci impegniamo! Ma non fanno male! Ma chissà chi giova? Guarda che nato, un padre. Non l'ho mai visto! La mignata! Buon appetito! Signor padrone, a tavola è apparecchiata. Tutti ci posti? Sì signora, 5 e 5 dell'alto, come disse sia. E lei è signorina capotavola, siamo giusti? Benissimo. La stanza l'hai chiusa? Prima che ci passiamo i figli e finisce la sorpresa. A chiudi. Però ci vorreste consigliare di fare levare tutte le ore la stanza di pranzo. La stanza è mica. Dove a destra gli pare una stanza di morto. Ma che dici, cretina? Nella giornata di grande festa tu mi dici ste cose. Mi pare non c'era l'augurio. Ma no, ma io dicevo perché mi seccando i saloni. Non solo capare meglio, ma stanze più grandi. Va bene, dai, non mi pare così. Io non ti ho rimproverato. E poi, usaccio che tu vuoi bene tanto a mia figlia. Non ci potesse augurare mai una cosa male. Ma ormai tu non sei la sua cameriera, sei la sua consigliera. Sì, disse bene. La signorina non fa una cosa senza dire milla. E io la voglio bene come una figlia. O meno che non ne può capire come marito. Ma come mai tu mandato la sera? No, che non mi la so io. O la saste tu? Ma tu così. Fami. Gli hai dato da travalare, ma sono da pigliare. Ho capito. Non farà così. Non ti pigliare di collera. Pensavo alla festa di oggi.
A proposito, non credo che tu ci dici sta mia figlia che vedate della sorpresa. No, vero? No. No, niente, c'è Ma va basso. ce lo giura, sta bene la stessa. È resto. Magari mia figlia mi disse che aveva una sorpresa per me. Ma tu non lo sai che? Non me lo puoi dire. Niente, sa. Ah, va, cade in me, No, dai. Saccio, Sì. no, Saccio, per davanti. Vabbè. Senti, quando ci sono i cristiani, gente importante, invitata, non mi chiamare signor padrone. Sta gente può pensare che io perché sono ricco pretendo tutta questa attenzione della servitù. Però io a ste cose non ci tengo. Chiamami cavaliere, che è più meglio e più bello, ti piace? Va bene, signor padrone. E voleva dire cavaliere. Permesso! Avanti Matteo! Cavaliere, 2 lettere. Quante volte te l'hai detto che a posta si porta nella guardiera? Però siccome non c'è gente, diciamo... Tu studi sempre. Magari quando non c'è nulla è sogno solo, che non se ne replichi più, eh? Non ci sarà replica, Eh. cavalieri. Voglio vedere. Vediamo che dicono sti dolenti. Cavalier Pignata, mi dispiaci. E chi sta non ci voleva? È la famiglia La Rosa che non può venire. Perciò sono 4 meno a pranzo. Boh, vediamo che dice sta già lettera. Signor Pignata, sto cretino, manco cavaliere ci mette. No, Gigi, che non vedo. E di 12 siamo 5. Don Giacomo con sua moglie e sua figlia vedova, io e mia figlia. Ma io non capisco ora come va a fare. Troppo picca, sei, troppo picca. Troppo picca. Papà caro! Sto bene vestita così? Bella, affascinosa. Mi pare una bambola di porcellana e di biscotti. Farai onore a tutti i invitati. Oh, mi scappa, no, non fate vedere. Invitati! Ma quali invitati? Ecco, questa è la sorpresa. Ho invitato 10 persone in un tuo compleanno, ma Matteo, sono molto lettere. E 7 cristiani non vedo, perciò siamo 5. No, papà, non saremo Troppo Un picca, sì. pranzo non poteva capitare più opportuno. E un mio compleanno non poteva festeggiarsi più felice di questo. Papà, Bento, come sei contenta! Ale, mi fa piacere, però non capisci. Mi spiego subito. Sì. La tua sorpresa è il pranzo. Sì, Io non ti dissi che c'era una sorpresa magari picchia. sì, e qual Tu è? hai fidanzato un marchesino, sta venendo qua, questo padre e sto zio ti chiede la mia mano. No. Mi sto sentendo male. Che fuori! Oh, l'anima della sorpresa. Ma non si dona una notizia così all'improvviso. Ma proprio vero? Sì, io perché mi vogliono troppo bene. Figlia fortunata. Figlia nobiliata. Ah, quando vedono? Non è fidanzato, era là sotto una sciabaccona. Da su, vediamo. No, prima il segnale di Mia è vero. E allora presto, dopo faccio segnale. Queste Vado. persone non puoi aspettare. Certo, Vai, faccio segnale. Non battute, vai. Maria, tu vai in cucina e ci a dire a tutti i pari di stare attenti, mi raccomando, pronta da chiese. E tu Matteo scendi da sotto, spalanco portoni e facciasi le carrozze. Perché sicuramente arrivano in carrozza, il minimo con 5 a 100 cavalli. Vino, pensando che sono magari più assacchi. Speriamo che non facessimo la figura andò a parlare. Questi sono tutti nobili e letterati. Ma sai che vi dico? Più piccapano e meglio è. Papà! Sì? Sta venendo un fidanzato. Mi sta battendo un po'. No, prima voglio parlare di Mia e poi faccio di ricordo, va Va bene? bene, sì, figlia mia. Vabbè. Cavaliere, Sì? il marchese Pignatelli. Cosa musicale? Fallo passare. Subito, cavaliere.
Cavaliere, Sì? buonasera. Eccomi al vostro cospetto per mantenere una mia promessa. Mio padre, il marchese Ulderico Pignatelli, e mio zio, il principe Lanfrone di Casadoro, chiedono di essere ricevuti davanti alla signoria vostra per chiedere la mano di vostra figlia, bellezza mia. Io sogno secco nei robbi, non saccio parlare. Sono orgoglione di ricevervi. Non è il caso di ti conosceranno dopo, non ti sembra? Eccolo, sono permesso. Cavaliere, io vado e torno con loro. Accoglietemi come si fa con gente di alta nobiltà. Che modicità mia. Stai sudando fritto. Quando nuzza benedetta, mandatemi la bocca vi prego. Ce n'è due. Avevano ne tutti razzi, sembravano ne tutti razzi. Però sono sempre la stessa cosa. Ma speriamo che la facciamo una figura. Oggi che pensate, quale avete una donna? Ditemi la verità. Tutte e due. Ma ora capello non ne vedi. Oh, come vai a fare un cioccolata? Sentata, tira. Ah, no, ora che studio. Ma come la devi salutare? Come lì? Non dire che ha visto l'aristocrazia sia usata così. Piacere di conoscervi! Prego, prego, accomodatevi. Facete come se fosse a casa mia. Prego, prego. Che pulita sei già. State tranquillo. Ma che ci ritenga la mano? Posso? Potete venire? Ti abbraccio che non sto, sicuro. No, no, posso parlare? Certo, guarda. Parli, parli. Caro Marchese, per riconoscenza alla signor Principe, spero che questa mia parlata vi trovi ben d'accordo. Sta scrivendo una lizza. Ma non ti disse un marchesino che è ignorante. Ido. Proseguisco. Prego. Come voi ben sappiate, io faccio una bella cosa. Piglio mia figlia e ve la butto sotto. Il vostro mando di aristocrazia. Amatela e proteggetela. E sono il vostro affezionatissimo cavaliere Paolo Pignato. Punto. Chiude la lizza. Non ti puoi dire. Stai fermo. Ora tocca a noi. Nicolino e principe. Principesso.
faciteci conoscere la picciotta che deve imballare mio figlio. Eccellenza, sì, ve la porto subito. Marchesino, come ti portiamo? Bene, bene, basta che parlate poco. Tranquilli, tranquilli. Ma se mi pare che tu sapevi io, ma non mangi. Ma non mangiamo. Silenzio, dopo che vengono, dopo. Ecco mia figlia. Da piccola pignata. Elena, quello è il tuo secondo padre. E quello è il terzo. Sono felicissima di conoscerti. Bene, venga, venga. Venga qua, venga qua. Bravo mio figlio. La picciotta è di mio gradimento. E certo, come da così. La carusa è pedocula. Pedocula, cadi. Pedocula. Ma siete del dopo, Adesso, se permettete, è giunto il momento che faccio la mia predica. Predicate pure, non mi posso maritare. Siamo pronti, no? Pronti? Pronti. Vedendo mio figlio che picciava la mattina, picciava la sera, picciava la notte. Era un picciatoio completo. Non pensando da quale alta noblezza discendesse la vostra sciatta, son venuto nel vostro abituro per chiedere le mani di vostra figlia. Ho detto, miei cari, ho detto. Non potevo io. Se permette, dico io una cosa. Sta a Sciallino. Fratello caro, ora dicinni quattro tu. Sì. Io ho attentato tanto che mio nipote si ammalitasse. Giusto. Nipote che per me è come un figlio. Che dato che figli non ne ho, per colpa fisiologica di mia moglie, secondo, a morte mia, tutti i miei averi ovviamente andranno a lui. Averi che ammontano su per giù intorno a 30 milioni e rutti. 30 milioni? Ma che ci fanno picca? No, io lo so. Ma naturalmente, oltre a quello che ci do io, essendo figlio unico, ci toccano tutte cose. Palazzi, chiesi, casi, oro, incenso, mirra. Che potete considerare dalla parte sopra alla parte giù, dalla parte destra alla mano manca. Potete considerare dalle 12 alle 3:30, alle 25 milioni. Va bastano. Signori, eccellenza, io aggivedo una formicola. Una formicola. Ma la verità lo volete sapere qual è? Che noi siamo troppo ricchi. A noi il
Papà, mi dai qualche cosa? E io che feci? Mi sono toccato. Ma che toccato? Ah! E trovai 1,5 minuti. Che cosa sono per noi? 1,5 minuti. Cosa è per noi? Ma che non l'ha visto mai? E io che feci? Che ho fatto? Che hai fatto? Ce li ho dati. Ce li hai dati? E tu che faci? Sta paccata l'americanela. Americanela. Dovevo pagare 4 lavori del campo e 4 lavori in campagna, bellezza. Bellezza mia. Senta, Marchesino, permette? Io vorrebbe invitarla a pranzo. Perché sono fermo, non sono bellini. Fateci! Signor Marchese, signor Principe, posso avere l'onore e la confidenza di invitarla a pranzo? Quale offesa! Come vi avete permesso? Signor Marchese, a che ci parliamo morte di fame? Ci parliamo morte di fame? Assolutamente! Ma io era solo per avere l'onore di festeggiare un compleanno e un fidanzamento di mia figlia. Ma aspetti un attimo che mi consiglio con il mio Se voi permettete. Signor Marchese, data la proposta del qui succede il noto, faccia la faccia mangiamo. Silenzio. Cavaliere, accettiamo, giusto? Sì, principe, accettiamo. Però, nella nostra aristocrazia non si usa fare feste imbucchiate. Quindi, oggi restiamo un po' compleanno. Domani torniamo un po' fidanzamento, è giusto? È giusto. Sono contento. Allora non passo male. Allora, vorresti da cucciare per la Cavaliere, sì, c'è il suo amico Don Giacomo. Sì, l'avevi invitato. Ecco poi ho la moglie e sua figlia. No, è da solo. Va bene, dai, fatelo passare. Ma Scusate, ma oggi non posso restare a pranzo. Ma moglie e mia figlia sono da generale, da maggio, da buon anno di medico. Oggi non è più fare. Sono che fondato conoscere, perché diventare fuori dalla casa di un coglione, che era tutto il mondo nel cinese. Ma è buona, cos'è si fa? Mi fece lo scherzetto che non mi scordo per tutta la vita. Ma stasera ci scuole fuori, dai, mezz'altra. Mi dispiace che non resti, però prima che te ne vai ti voglio presentare 2 pezzi grossi. L'illustrazione della nobiltà, va? No, più che verità vissuto di questa maniera, poi un'altra volta. Che più fa? No, un'altra volta. Va bene, come volete, alla prossima. Signori, una buona giornata. a presentare l'intento padrone di casa! un digno padrone di casa! Ma come si permette? Ma io, siccome non mi conosci, A lei ci pare che non mi conosci! E poi non ho sentito che tu ha detto! Io non vorrei restare vicino! Perché chittare fuori da casa a lui che non può ripensare! dormi male, vai giù. Ma qual è giusto? Allora. Ma lei ci ha pensato a stromuovere Cristi? Stasera ho portato a cupo, fratello! Stasera ho portato Dove? Sono Dio, Domani, scusa e perdono. Vogliamo andare di là in cucina a prendere qualcosa favorito? Andiamo, bellezza! Andiamo, Prego! andiamo. Ide, io rimango... Prego, prima Va le bene. persone. Io rimango... Ok, rimango qui, principe. faccio una passeggiata e poi... Cavaliere. dopo. Occhio che ci sono tutte le persone. Sì. Non vi preoccupate. Hai visto? Certo, è proprio bella a nobiltà, eh?
tu cavi a pensare, vai a mangiare. Così, come va a casa? Che ci porta la famiglia? È maledetti soldi, che fanno diventare più vecchio che tu casi. Ma ci dico ionna, non l'hai accordi, alla faccia, di chi tu non c'ha niente che mangiare. Che poi vuole dire di miei stessi. Come fai? Vedete qua, c'è campanello, ora lo sono, io mi faccio buttare qualche cosa da mangiare. Comandi? Mi davanti una cucina. Anzi, bisogna casamuccia, io sogno la cameriera della signorina, faccio tutte cose. Mariuzza cara! Nicolino, tu! Che come sei combinato? Oh! Ma come t'hai detto te? Ma non ci casai tutte cose, lo sai o non lo sai? Ma io saccio che ho fidanzato la signorina, finché sei in casa, portava uno qualunque che faceva sapere. Ma no, ma chi sei tu? Io come ti combinassi? Boh, come venenti. Ma però lei lascia parlare, ah? Lei, genitori, dai a capo come sogno combinato. Io, che causa do? Forza cameriera! Stai a fronte! Vabbè, non fare schicchi! Hai ragione! Tu per causa mia fai la cameriera! Ma me lo tu mangi! Se solo ti contassi, mucchieri, che tu caro passare! Che ma contai? Passa da mano, ma voglio sapere tutte cose! Passa da mano! Va bene, va bene! Marchesino, fino ad ora vedo che sta andando tutto bene. Bene, ma parlate meno, così se potrò arrivare al mio matrimonio e potrò sposare la mia amata Elena, vi farò un bel regalo a voi e a Nicolino. Bravo. A proposito, e dove è andato Nicolino? Permesso! Ma il cavaliere non c'è. Devo annunciare una visita. Cavaliere! Cavaliere! Sì, cosa volete? La principessa di Casadoro chiede di essere ricevuta. Ma com'è possibile? Mia zia è tanto ammalata. Non sapevo io che ne venivamo, non lo sapevo. Fatela passare, anzi, la ricevo io stesso. Amorino, Io ora che si fa, Marchesino? Cosa si fa ora? Calma, mantenete la calma, state tranquilli. Ma non posso stare calmo! Io non sto riuscendo a capire cosa sta succedendo, state calmi. Calma. Oh, Pasquale, c'è una sorpresa. Ah, ma la sorpresa io la Usai Covinni? Covinni. La principessa Casadoro, ne potevo spogliare. Calma, state tranquilli. Mi volete rovinare, bellezza mia? Bellezza mia, capo di appassionata, che te bellezza mia, quando onore oggi a casa mia! Grazie, facete passettare. Sì. Sogno tanto ammalato e stanco presto. Grazie. Oh. Gesù ti ringrazio, la moglie di Nicolino. Grazie. Principessa, ma perché avete voluto venire? Pensate alla vostra salute! Ma no, Dindra mi seccavo. Sola come un cane. Ho capito. E poi non volevo stare lontana da mio marito. Maritino caro, dove sei? Vieni, mio principe azzurro. Quando ti faccio un occhiolino. Quando dovete restare a casa, no, anzi. Basta. Ora mezz'ora sono tranquilla. E mi sento più assai. Caro cavaliere Pignata, io sono venuta qui, anche se sono ammalata, sono venuta nella vostra dimora perché me lo sentivo ardenti. Ma che? Il desiderio di conoscere la donzella che ha fatto girare il ciricottolo, che ha fatto innamorare a mio nipote.
doppia figlia. Ora ci penso. Ma senti, sembra voi. Non votate il ristorante come moglie, no? Con forza, parecchio. Senti, voi già possiamo chiedere, trattate come mi pare piace. Ma io ti pretendo un massimo rispetto. Voi ci mangiate e allora magari tu. Punto prezzo, uso euro qual è. Avanti, ripassiamo. 20.000 lire, l'oro e la biancheria. Avanti, ti conveni? Ma la verità è seria, se tu la visti ste vendono liri, io non subissi ste recatti e stimolazione richiesta. Ti sogno io! Ci penso io che sogno sta moglie e me lo posso permettere! Basta che poi spizza la gallina con sta sciavallare! No, cavaliere a cui? Tenta cammarera, ma voi l'avete in piatte, va? Ti piace che ti prometti una studiata ricorda! E mi pare che ora arriva un Ma che succede? Signor Marchese! Signor Principe! Spiegatemi ora tutta questa situazione, no? Ci spiego io! Sì! Ce lo spiego io, caro cavaliere Spignato. Questi due non hanno la difficoltà di vedere come noi due. Questi due sono due giorni. Un marchesi non è altro che Don Pasquale Salasaturi, è un principe di casa d'oro, altro non è che un nobile scrivano pubblico, nobile, ma non ne venisci, scrivano pubblico e manco tanto buono, la sbagliatezza. Cavaliere, lasciate che vi spieghi il tutto. Ma prima di fare ciò, lasciatemi cacciare questa donna. Ci penso io, non mi preoccupate! Che ha mostrato di nutrire bassi sentimenti. Ci penso io fuori! A questo punto non stai capendo più niente. Ti prego, fai fare un fidanzato. Allora, cavalieri, vi giuro su cuore, vi ho fatto tutto questo per portare a casa, sulla vostra insistenza, i miei parenti, che mi hanno già dato il consenso per iscritto. Io pensavo che la presenza di questi due avrebbe fatto più cose, ma mi sbagliavo. Però prima di andare, voi dovete sapere una cosa, che la mia vita senza la mia amata Elena non è più vita. Cavaliere! Non me non ci commuovi! Mia vita allora! Papà, credimi, mi anima la mamma, manco io potessi vivere senza ritmo. Non vada così! Signor Marchesino, qui davvero vi consenso scritto dai suoi parenti. Eccolo! Anche l'hanno ammucciato. Eccolo qua. E se non mi credete, domani potete venire in casa mia. Mio padre vi accoglierà con tanto piacere. E una volta che conoscerà la mia amata Elena, sarà lui a venire a frequentare casa vostra. Figlia mia, ti benedico. Signor Marchese, la facessi felice. E chi succede uno che la potessi campare senza vita, chi tu sogno io. Bravo! Bravo, cavaliere Spignato! Bravo! Lo facciamo servire a pranzo? Sì, facciamolo servire. Però a ste due... Ma che ci sentiamo noi? Signor Cavaliere, che vuoi fare? Un momento, fatemi parlare. Dicevo, guardi, quando ho fatto i film dei parenti, ora fate per il metà. Favorite, tutti da banna, dai. Se ci permetti, signor Cavaliere, io mi passo a mio marito da banna a cacciare a fare un discorso No, lungo. te lo dico.
Su me non lo permette, facciamo come dico io. Fate liberamente. Papà. I fidanzati a braccetto. Io con l'ex signor Marchese e il signor Principe ex con la sua defunta moglie ora resuscitata, poi lo saccio. Allora, vogliamo andare, bellezza mia? Ah, bellezza mia, bellezza la dozzina, bellezza dei miei moglieri, bellezza dei cavalieri. Speriamo che adesso potevo ir a mangiare in gran bellezza, tutta insieme.